Un'interessante iniziativa oggi a cura del Soroptimist con la vostra collaborazione, dove si parla di prevenzione, di cardiologia e di cuore, insomma una materia sicuramente interessante anche per i ragazzi. Sì, abbiamo condiviso con estremo piacere ed interesse l'iniziativa del Soroptimist Club di Agrigento, che ha affrontato questo tema già in una precedente occasione, proprio in un convegno che è stato aperto alla città e che ha previsto una ripresa del tema, soprattutto con i ragazzi, all'interno dei percorsi di educazione alla salute che la scuola generalmente porta avanti, cercando di sensibilizzare a quei temi che poi hanno una notevole incidenza sull'assunzione di corretti stili di vita, ma anche su quelle consapevolezze che sono fondamentali per la tutela della salute. Sentiamo ora il Soroptimist. Il Soroptimist è sempre attento alle problematiche delle donne, in questo caso anche una campagna di sensibilizzazione che abbiamo deciso di portare nelle scuole e iniziamo dal liceo classico, parlando delle problematiche che possono insorgere nelle giovani donne ma anche nelle giovanissime donne, e sono le patologie cardiovascolari. Abbiamo un eccellente key speaker, dottore Caramanno, il primario della cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio, con il suo staff e alcune nostre socie che sono delle eccellenze nel campo medico, e parleremo anche della medicina di genere, che cosa significa, e illustreremo appunto anche il perché siamo qua. Quindi il nuovo filone di quest'anno del Soroptimist International d'Italia si parla di cuore, quindi una campagna di sensibilizzazione. La prima edizione l'abbiamo fatto presso l'ospedale, l'aula conferenze dell'ospedale 24 di gennaio, oggi siamo qui e concluderemo con tutti i club siciliani il 12 di aprile a Messina con una passeggiata della salute. Interessante iniziativa, una collaborazione con il Soroptimist per parlare anche di prevenzione ai tanti alunni. Ma l'aforisma di Erasmo da Rotterdam, prevenire è meglio che curare, è sempre valido, perché sicuramente la prevenzione è la migliore cura. Tra l'altro prevenire costa molto di meno, perché quando la malattia si è manifestata in termini di ospedalizzazione e cura sicuramente costa molto di più. Che consigli dare, dottore? Ma i soliti consigli: la prima cosa da fare è fare esercizio fisico, che tra l'altro è molto importante l'attività fisica, perché tra l'altro diminuisce tutti gli altri fattori di rischio, cioè il colesterolo, la pressione arteriosa, il diabete, e ha una funzione anche dal punto di vista mentale, e tra l'altro nei soggetti che fanno attività fisica vi è, diciamo, la possibilità che non fumino.